Il Sarpint e gli svinchi siet chiamesis. Agliera une volte un re e una regina. Il re aveva tant gust di un fruttin, ma la regina, ogni volta che il re altocchiava quel cantin, ai rispondeva: «Ah, pluitos di un frut, alle mior ve un sarpint». Dopo un anno, al vigni al mont, il fi che il re aspettava tant, ma al naseculis formis di sarpint. Il re arrestò nevore malapaiat, e così non faser inviò il fruttin a di nessun. Di via dal servidor, che il portava di mangià e lo rincurava, nessun sapeva che il frut agli era un sarpint. A passare in così diceva tains, e il servidor che lo rincurava ascominciava a vepore, a entrate stanze, indulà che il principe agli era sierat, perché ogni dì di plui al cirive di ingrollarsi e di sbatterlo con le code. Il re allora al mandà acclamà i plui bras miedis e magos per giudice che si poteva fa, e duscia diserin che per guarilu bisognava maridalu. E erano per aule che a una nuvicia un sarpint, anche se l'era il principe. Il re a ogni muta al tentà. Tisint che si facessin in denant li fantatis che volevi maridalu. In tantis si presentarin, ma quanche il re al mostrava il fi, per 9 dopo rimoas di coscienze, tutti s'aschiampava in vie di corse, berlant e vaint, spirtadis. Da quel paese e viveva anche una famiglia così pure che tanti svolti non aveva neanche di ce mangià. In chiase e viveva une fruttate tan buine che mai. Sossantule e ere muarte di boc, e la fruttate, ogni domenica e lava in cimiteri a portare i flors e a preate sepolture. Un egnot si insumia con sossantule che diceva: «Fioce, o voi ripaiati dal ben che tu mi fasi spreant per me, e così sta attenta a ciò che ti dis». Il re all'ha di maridà il principe, ma nessune fantate vlul velu, perché ha le forme di sarpint. Io ti porti la fortuna, ma tu has di fa come che ti dissi io. Mettiti su 27 chiamesis, fatti comprare un biel abit e poi dopo presentiti al re. Tu dis che tu vuoi smaridà Sofì, e quando tu sarai col principe, non tu has di vepore, lui al si lievarà e ti darà sbattudis con la code, e tu a ogni sbattude che ti darà, tu ghiavaras una chiamese, e tu gli buttaràs per zore. Tu gli daras che quando tu saras restade con l'ultima chiamese e sarà sparite le maledizioni, e il principe al diventerà un uomo come duc. Ma ti raccomandi, fas tut come che ti hai dite. La mattina dopo, appena gli evade, la fruttate e contai il siun a so pari e so mari. Il pari, che non aveva bez per comprare la robe, al diseve che gli era un capricci. Ma la fruttate insiste tant che ai fin i genitori sa faserin un debit e la contentarin. Quando tut al fo pront, la fruttate si presentava dinanzi al re e gli dise che voleva maridà Sofì, ma il re, che ormai si era disgustato, gli rispondè che di fantatis agli erin già sta distantis e che non credeva più di arrivare a chiattare le femmine per Sofì. La fruttate allora gli dise: «O sai che ha la forma di sarpint, ma io lo chioli stes». In allora il re la manda dentro te stanze perché lo viodesse, e appena che gli si vicinà, il sarpint scomenzà a dare giù peschene con la code. Gli ghiava l'abit svelte e buttà la prima chiamese per zore di lui, e così e faceva ogni battuta di code. Per ordine che gli schiamesi slutocchiavi, il sarpint al molava giù la piel, e a fin al si mostrà come un biel zovin. Co il re lo viodè,
Non saveva salveve di ridi o di vaide contentezze. I portà di corsa un vestit dai sies, all'imbrazzà le fantate che l'uveve liberat de maledizion e al fasè clamà la reghine, che viudint il fi così cambiat, s'ingenoglà ingroppade a domandai perdon pe vite che alveve scugnut fa per colpe so. Po dopo, a scomenzarin a preparare gli sniocis dal principe de fantate, a faserin sunà a lung gli schiampanis e a invidare in agnocis, cul pari e le mari de nuvice, quasi tutto il paese. A faserin un pastin e un paston, e a mi, che ieri so le taule, mi rivà un vueste schene che l'an chiamò chi cal si remene.